Via il vessillo di Israele dalla facciata di Ca' Farsetti, lo chiede l'opposizione in consiglio comunale con tutta la città insieme. Lo impone il cerimoniale di Stato, spiegano, segnalazione anche al prefetto di Venezia. Il giardino di Villa Querini a Mestre, sede degli assessorati di Ca' Farsetti, utilizzato da ladri e sbandati come deposito e spaccio di bici rubate. Il costo vale da 20 a 5 euro, basta contrattare. Pizzicato con chili di eroina in auto, droga destinata allo spaccio su Mestre. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti della Mobile della Questura di Venezia. Nuovi cantieri previsti per l'ULSS 3 con la costruzione nei prossimi anni di Angelino, il monoblocco per risolvere il problema dei posti letto. L'annuncio oggi nel corso del bilancio di fine anno. Lotta alla leucemia, i centri ematologici di Padova e Mestre si uniscono per migliorare i trapianti di cellule staminali ed evitare la fuga di pazienti in altre regioni. Oltre 100 i premiati oggi a Marghera in occasione del premio Pane Dolce Medaglione per festeggiare le persone che hanno condiviso l'immagine del proprio albero di Natale, iniziativa dei Margherini Doc. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque partiamo dalla polemica su Ca' Farsetti, via il vessillo di Israele dalla facciata, lo chiede una frangia delle opposizioni in consiglio comunale. A Venezia monta la polemica per la continua esposizione della sola bandiera di Israele che dal 12 ottobre scorso sventola dalla loggia di Ca' Farsetti, sede del comune. Perché non viene esposta anche quella della Palestina o della pace come segno di solidarietà a tutte le vittime della guerra? Se l'è chiesto il consigliere comunale di opposizione Giovanni Andrea Martini. Una norma dello Stato prevede che le bandiere di altri paesi possano essere esposte per brevissimi periodi. Se aveva un senso logicamente in origine dopo l'attacco di Hamas, oggi le cose sono cambiate molto, ci sono stati tanti luttuosi fatti e siamo a fine dicembre. Consigliere di opposizione che come capogruppo di tutta la città insieme ha inviato la segnalazione anche al prefetto Darco Pellos. Ricordando che esempi analoghi erano accaduti a Milano, ad Arezzo, a Firenze e le bandiere erano state rimosse. I popoli che soffrono sono molteplici, con gli israeliani e i palestinesi ci sono anche le famiglie miste, intrappolate e divise al tempo stesso sulla striscia di Gaza. Soltanto i sopravvissuti alle bombe, soltanto se muniti di passaporto israeliano, si decide al varco di Rafah in Egitto chi parte e chi non può. E poi ci sono loro, i bambini, sono 4.000 bimbi palestinesi morti dall'inizio del conflitto. Ma perché il comune continua ad esporla? Venezia non è forse la città della pace? Allora forse la soluzione potrebbe essere quella di esporre proprio la bandiera della pace per risolvere il problema. Andiamo a Mestre, dove è stato scoperto uno dei depositi di biciclette rubate in città, è il parco di Villa Querini. Il parco di Villa Querini a Mestre, sede di molti uffici degli assessorati del comune di Venezia, divenuto centro di raccolta di decine e decine di biciclette rubate. Lo spaccio con la vendita delle bici sempre qui nel giardino pubblico di Villa Querini. Nonostante le 5 telecamere presenti, collegate direttamente alla Smart Control Room della polizia locale, contrattando con i ladri è possibile tornare a casa in sella alle 2 ruote, spendendo dai 20 ai 5 euro, a seconda dello stato dell'usura del mezzo. Certo che se succedono queste cose a cielo aperto senza che nessuno se ne accorga, vuol dire che chiaramente bisognerebbe mettere dietro ad ogni telecamera una persona che controllasse quello che accade minuto per minuto, ma questo non è possibile, quindi anche le telecamere hanno una funzione diversa dal controllo immediato. Centinaia di migliaia di euro i soldi spesi invece da Ca' Farsetti per gli interventi di restauro e contro il degrado della villa e del suo giardino, dove, tuttavia, nonostante la presenza degli uffici degli assessori comunali con annesse segreterie trasferitisi da via Palazzo, continuano a bivaccare tossicodipendenti, sbandati e senza tetto. Le bici è possibile acquistarle da loro, seduti alle panchine vicino all'ex ospedale Umberto I, lato via Circonvallazione. La via Circonvallazione è una strada ad alto scorrimento, ormai non ci si può fermare nemmeno per far scendere una persona perché si blocca il traffico di Mestre,
Questo a causa o grazie, a seconda delle opinioni, della costruzione, dell'installazione della pista ciclabile, che sicuramente è utilissima, ma che purtroppo viene usata non poco, ma pochissimo, perché la maggior parte dei ciclisti si piazza invece e scorre sulla parte opposta, invadendo la carreggiata di marcia delle auto. Quindi diciamo che questo tipo di degrado facilita sicuramente poi quello che accade all'interno del parco, perché è una zona che resta abbandonata, che resta buia. La cronaca adesso: pizzicato con chili di eroina in auto, droga destinata allo spaccio su Mestre. 2 chili di eroina nascosti in macchina, la cui vendita avrebbe fruttato migliaia di euro. I poliziotti della squadra mobile di Venezia nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo fermato mentre viaggiava alla guida di un'auto a Mestre, trasportando la droga, destinata con ogni probabilità allo spaccio nella terraferma veneziana, ed è stata trovata dagli agenti nel corso della perquisizione della vettura, nell'ambito dei controlli finalizzati proprio alla prevenzione dello smercio di stupefacenti. E ora la politica, con il dibattito che prosegue sul terzo mandato, scintille tra alleati di centrodestra. Votano i veneti, votano i cittadini, quindi mi sembra veramente una fesseria. Secondo me è logico, è banale, è democratico che se un cittadino apprezza il suo sindaco, il suo governatore, possa continuare a votarlo. Togliergli questa possibilità per forza, per legge, è una sottrazione di democrazia. Voti di Capodanno anticipati tra alleati di centrodestra, con Matteo Salvini che subito dopo il taglio del nastro sul tratto finale della Pedemontana risponde alle dichiarazioni fresche di stampa del suo ex compagno di partito Flavio Tosi, oggi numero 1 di Forza Italia in Veneto. Tosi, che sul quotidiano La Stampa, a proposito del terzo mandato, ormai un tormentone politico, ha dichiarato che con la rielezione di Zaia in Veneto ci sarebbe il ventennio, non un'espressione qualunque. Apriti cielo. Qualcuno ha paura che i veneti possano rivotare Zaia, ma io sarei contento, perché vuol dire che sta lavorando bene. Parlare di ventennio però è un commento pesante. Diciamo che qualcuno magari... Non voglio far polemica, dai. E Salvini rilancia: se democrazia deve essere, allora si ritornino a eleggere anche le province. La posizione della Lega è sempre stata chiara, a favore del terzo mandato, a favore della reintroduzione delle province. Oggi le province ci sono a metà come un dopolavoro, ma le province si occupano delle scuole dove vanno i nostri figli e delle strade che usiamo noi per andare a lavorare. Perché non reintrodurre le province elette direttamente ai cittadini con poteri e denari? Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. La sanità adesso presentato all'ULSS 3 Serenissima il bilancio dell'anno che si sta concludendo e anche con l'annuncio dell'apertura del nuovo Angelino. Sentiamo di cosa si tratta. Aumentano i casi di disagio psichico nell'area della Serenissima. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 3 ha registrato un incremento sia dei ricoveri che degli accessi presso i suoi servizi territoriali. Nell'anno in corso nei reparti di psichiatria sono stati ricoverati 1.616 pazienti, con un incremento del 19% rispetto a un anno fa. C'è stato un aumento sicuramente dei bisogni di salute e questo non è semplice spiegarlo. Sicuramente c'è uno strascico correlato alla questione del Covid e un aumento appunto di tutta una serie di sintomatologia presentata. Dall'altro c'è anche un accesso, a mio avviso, anche più facile ai servizi, c'è anche una maggior fiducia, vedo soprattutto nella popolazione giovanile che insomma ha meno paura ad approcciarsi, ha meno paura a chiedere aiuto. L'anno 2023 è stato un anno difficile per l'ASL 3 Serenissima, che ha dovuto affrontare le sfide poste dalla pandemia e dalle sue ripercussioni. Il bilancio di fine anno presentato dal direttore generale Edgardo Contato si chiude in positivo dopo aver messo in campo il più massiccio piano di investimenti dell'ultimo ventennio. Vale circa 300 milioni di euro, verranno realizzate 12 case della comunità, verranno fatti importantissimi interventi edilizi e tecnologici in tutti gli ospedali e quindi sarà veramente un cambiamento notevole in tutto l'assetto organizzativo di questa azienda.
Nell'investimento è compresa la costruzione dell'Angelino, e cioè il monoblocco dietro l'ospedale di Mestre, per risolvere i problemi della carenza dei posti letto. Il segno positivo non ha riguardato solo il bilancio, ma anche l'aumento delle prestazioni erogate e degli accessi alle strutture per anziani, più 5,8%, e nei pronto soccorso, più 4,6%. In incremento anche i servizi di medicina ambulatoriale, più 6%, così come le prestazioni specialistiche, aumentate del 14%. Per far fronte alle richieste crescenti di aiuto è stato di recente aperto a Marghera anche un centro per il trattamento dei disturbi alimentari. Vorrei segnalare l'aumento del numero di interventi chirurgici che sono stati fatti in ospedale del 7,4% e l'aumento dell'attività ambulatoriale del 6%. Questo perché? Perché ci ha consentito di ridurre i tempi di attesa dei pazienti e di ridurre le liste di attesa. Risultati inediti rispetto agli obiettivi regionali. Tutto ciò è stato reso possibile dalla squadra di professionisti che ogni giorno si spendono nelle nostre strutture, ha dichiarato il direttore generale Contato. Ed è stato presentato ufficialmente il programma di trapianto metropolitano di cellule staminali che unisce azienda ospedaliera di Padova e ULS-3. Abbattere i 30 km di distanza che separano gli ospedali di Padova e Mestre, creando una centrale di trapianto metropolitano per le cellule staminali. È il programma che ha unito l'azienda ospedaliera di Padova con l'ULS-3 Serenissima, mettendo in rete unità cliniche e unità funzionali collegate che afferiscono a strutture sanitarie differenti, ma creano un unico sistema assistenziale. Vuol dire creare un'unica struttura organizzativa. Dopo i trapianti verranno fatti sia a Padova che a Mestre, ma sono quindi sotto un'unica gestione organizzativa dove la direttrice è la dottoressa Schert, col personale quindi che è Padova e Mestre, che si interfaccia periodicamente, giornalmente, quindi nella gestione dei pazienti. Questo programma tra i due centri di trapianto di Padova e Mestre serve principalmente a soddisfare le esigenze dei pazienti che altrimenti sarebbero stati presi in carico in altre regioni. Serve anche, però, a condividere l'esperienza e ad ampliare la ricerca di donatori. La collaborazione assicura inoltre una migliore gestione dei pazienti fragili. Bene per i pazienti perché appunto, come dicevo, non sono più costretti a recarsi fuori dal Veneto. Vi posso dire che mi è capitato più di qualche volta di qualche paziente che doveva fare il trapianto allogenico come terapia salvavita proprio, quindi si intende che se uno lo fa muore, che ha rinunciato per motivi familiari perché non aveva un familiare che poteva assisterlo per i 3 mesi vicino a casa. Ora in totale i posti letto a disposizione per i trapianti sono 13, con una media di trapianti da eseguire in un anno di circa 90. Il primo trapianto allogenico, ovvero da un altro paziente a Padova, è stato fatto il 28 settembre di quest'anno, il quarto nelle scorse ore, mentre sono stati 50 gli autotrapianti. Voltiamo pagina, grande festa oggi a Marghera in occasione del premio Pane Dolce Medaglione con tanto di effigie su ogni forma di pane, e cioè con impressa la M di Marghera. Oltre 100 le persone festeggiate che hanno ricevuto oggi il riconoscimento per aver condiviso con l'intera comunità l'immagine del proprio albero di Natale, iniziativa dell'Associazione dei Margherini Doc che hanno consegnato il singolare riconoscimento, ecco lo vedete nelle immagini, insieme alla famiglia ferrarese, cioè i panificatori che hanno condiviso la sapiente arte del pane con il progetto. Adesso spazio alle vostre natività, andiamo a vedere i 130 presepi collezionati da Ennio Siega di Marghera. Mi chiamo Ennio Siega, sono qua di Marghera e volevo far rivedere un mio hobby, che è quello di raccogliere presepi. E adesso sono arrivato ad averne 132. Mio papà faceva presepi nella chiesa San Pio X a Marghera e la sua vita era dedicata solamente a far presepi, tant'è che proprio anche gli ultimi istanti, gli ultimi giorni della sua vita li ha passati proprio davanti al suo presepio e con la sua morte ho deciso di continuare questa tradizione. Questo presepio è fatto su una Bibbia del 1936, ha richiesto quasi 40 ore di lavorazione da un artista della provincia di Modena e ha piegato praticamente pagina per pagina tutti i fogli della Bibbia fino a fare una natività. Un presepio un po' scherzoso, questo viene da Porto,
una sacra famiglia allegra, in bicicletta, ecologica. È un presepio fatto tutto in legno d'acero, fatto tutto a mano, molto prezioso, curato ogni piccolo pezzo, solamente fatto tutto a mano, lisciato a mano. Presepio che abbiamo scelto, ogni anno scelgo un presepio, quest'anno abbiamo scelto un presepio tradizionalissimo, una capanna fatta a mano da uno zio di mia moglie che ce l'ha lasciata in ricordo, ed è proprio la natività classica e naturalmente piccolino, scherzoso, ma non dimentichiamo della nostra Venezia, questa non manca mai. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per aver seguito il TG Venezia, tra poco naturalmente l'edizione di Treviso, adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Resiste un regime anticiclonico, ma il sole sarà davvero per pochi. Il tempo si rivelerà decisamente uggioso. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 dicembre. Sul Veneto questa giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto, come vediamo dalla grafica. Sono attese nebbie in pianura e nelle valli, spesso persistenti. Le temperature saranno stazionarie, dunque poche differenze rispetto ai giorni precedenti. Minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 11 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà nuvoloso con probabili foschie e nebbie. Dal Carso alle Alpi Giulie possibili pioviggini. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso, con più sole e solo con qualche nube sui settori più meridionali. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.